Ben ritrovati dalla redazione. Anche quest'anno il fulcro delle celebrazioni organizzate dal Comune di Trieste in occasione della Festa della Liberazione è la cerimonia solenne nel Monumento Nazionale della Risiera di San Sabba. La cerimonia avrà inizio alle ore 11 alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. Al termine, intorno a mezzogiorno, si terrà la tradizionale esibizione del coro partigiano triestino Pinko Tomasic. Il Comune di Trieste ricorda che sono in vigore le nuove modalità di accesso alla cerimonia introdotte in occasione del Giorno della Memoria 2024 e basate sul piano di emergenza ed evacuazione redatto per le cerimonie istituzionali. Il pubblico potrà entrare in Risiera di San Sabba a partire dalle ore 10 da via Palatucci attraverso il portone principale del memoriale. L'ingresso del pubblico è libero fino al raggiungimento della capienza massima complessiva di 2.200 persone. Un investimento da oltre 100 milioni e la piena occupazione per gli attuali esuberi nell'autunno del 2027, con la necessità dunque di 3 piani pieni di cassa integrazione per i dipendenti della produzione di Wärtsilä. Sono i numeri più importanti del piano industriale di MSC illustrato dai dirigenti della compagnia e sindacati nel primo tavolo di confronto tenutosi a Roma. Ancora disagio la circolazione per chi proviene dal raccordo autostradale a causa dei lavori che si stanno effettuando nella galleria di Cattinara. È stata prorogata l'ordinanza ANAS fino al 27 maggio 2024 che prevede la chiusura della rampa Castelliere in direzione Trieste Centro. I veicoli sul raccordo autostradale 13 in uscita a Cattinara vengono deviati in via dei Marchesetti. Sono probabili possibili disagi al traffico nelle ore di punta, motivo per il quale è consigliato a chi percorre il raccordo autostradale 13 in direzione Trieste, se alla guida di mezzi pesanti, di non uscire a Cattinara, ma proseguire sul raccordo autostradale, per gli altri di uscire a Padriciano e seguire la vecchia camionale. Il Friuli Venezia Giulia, in base alle dichiarazioni presentate nel 2023 riferite all'anno d'imposta 2022, si colloca al 9° posto a livello nazionale per reddito complessivo medio dichiarato ai fini IRPEF. Lo rende noto il ricercatore dell'IRES FVG Alessandro Russo, che ha rielaborato i dati MEF diffusi a livello nazionale. Reddito imponibile medio in Friuli Venezia Giulia è pari a 23.616 euro contro una media nazionale di 22.806 euro. A livello provinciale Trieste presenta il valore più elevato, 25.055 euro, mentre Gorizia registra quello più basso, 22.276 euro. Trieste risulta anche la 10ª provincia a livello nazionale. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche sul Friuli Venezia Giulia, ancora qualche precipitazione moderata sulla regione, quota neve sui 600-800 metri circa, residue piogge a Trieste sul Carso anche a carattere di rovescio, mentre sulle zone occidentali in Carnia il tempo migliorerà con ampie schiarite. Nel pomeriggio il tempo migliorerà anche a Trieste, mentre sulle prealpi in Carnia possibile qualche locale rovescio temporalesco che poi potrà interessare anche qualche zona di pianura. Al mattino bora moderata sulla costa, temperature ancora sotto la media del periodo, minime in pianura fra 4 e 7, le massime fra 14 e 17 gradi, minime sulla costa fra 6 e 9, massime fra 10 e 13 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito. A più tardi.